Allora, abbiamo visto il percorso che c'è da fare, andiamo a vedere un po' adesso i numeri per le criticità, velocemente. Passiamo al centro servizi nei comuni veneti, qual è la situazione? Sì, allora qui abbiamo il dato di tutte le case di riposo, di tutte le RSA che ci sono in tutto il Veneto. Guardiamo nella slide, c'è il dato diviso per provincia, ma noi andiamo al dato Veneto. Allora, quelle esistenti funzionanti, vedete lì c'è anche la mappa, ma insomma sono 133 pubbliche e 206 private per un totale di 339. A vederla così, naturalmente il privato ha una percentuale maggiore di numeri di strutture. Poi andiamo avanti. Dopo vediamo se è vero che sì. Andiamo avanti, abbiamo messo un'indicazione anche, questi sono quei nuclei molto speciali, quelli per l'Alzheimer, no? I SAPA, certo. Anche qua questi sono i posti letto, sono 145 quelli per la sezione alta protezione Alzheimer, quindi sapete per la demenza, e poi 203 in tutto il Veneto, questi sono posti letto, certo. Non strutture, gli stati vegetativi permanenti, questi sono letti, sono nuclei molto speciali, molto delicati e forse ce ne vorrebbe anche, anzi noi diciamo che di sicuro ce ne vuole di più. Passiamo all'altra slide che è importantissima per noi e la spieghiamo velocemente. Qui noi abbiamo i posti letto residenziali esistenti e quelli che potrebbero esserci, ok? Quindi vuol dire posti letto nelle case di riposo esistenti. Case di riposo. Quindi abbiamo 31.431 attuali. Veri. All'1 gennaio 2022, sì. I dati ultimi. Poi fabbisogno? Il fabbisogno, questo è quello che la Regione del Veneto ha stabilito necessiti, quindi lei stessa dice che ne servono di più. Questi sono posti letto. Guardate che i posti letto sono più quelli pubblici che quelli privati, perché quindi i posti letto sono all'incirca il 50% privati, il 50% pubblici. Comunque la Regione dice, in base a un fabbisogno che stabilisce attraverso dei coefficienti precisi, che ne servirebbero 32.676. Questo significa che in generale nel Veneto vedete che abbiamo 1.245 posti letto in rosso. Poi c'è una differenziazione nelle regioni, no? Certo, scusate, nelle province, per cui questa colonna delle province, il numero in nero è che la provincia è a posto, diciamo, il numero in rosso è che sono quelli che mancano. Per esempio, se facciamo riferimento a Verona, da questa tabella stessa si vede che mancano 579 posti letto, quindi adesso sentiremo cosa dice Adriano Filici. Esatto. Poi c'è l'ultima colonna che l'abbiamo messa perché è giusto metterla, che si arriva a 35.733 posti letto che sono legati alla programmazione e che sono il risultato dei 31.431 esistenti più ciò che è stato richiesto in tutte le province da tutti i piani di zona ultimi straordinari, che sono quelli del 2021, per cui c'è una somma di più di 4.000 posti letto. Quindi non sono questi 35.733 sono di più di quelli che la Regione avrebbe programmato, cioè i vari piani di zona, quindi si potrebbero darci più tutti che si vede che c'è una richiesta e la richiesta dei territori supera anche ciò che la Regione va a prevedere. Programmato. C'è un'ultima slide, questa è semplice, nel senso che noi abbiamo detto va bene, noi abbiamo questi posti letto, andiamo a vedere un po' il contesto europeo. Allora intanto guardate, vedete da soli gli infermieri nelle RSA, vedete dov'è l'Italia. L'Italia ha lo 0,2% abitanti, vedete gli altri paesi sono paesi dell'Europa questi. Siamo messi male, tanto per cambiare. Se guardiamo l'altra tabella a fianco è i posti letto, sempre paesi dell'Europa e sempre paesi comunque che insomma possono essere sovrapponibili a noi, vedete che purtroppo siamo penultimi, siamo all'1,9 posto letto per questo Italia, non Veneto, questo Italia, come la Grecia. Insomma, siamo un po' più su della Grecia. L'ultimissima slide, proprio l'ultima, questa proprio è così, vediamo il finanziamento per il 2020, nel 2022 per il fondo della non autosufficienza in Veneto 800
838 e rotti, insomma 838 milioni di euro, quindi insomma è tanto, sì, è una cifra importante, basta secondo noi no, ma questo insomma lo vediamo. Dopo vedremo gli altri sotto erano gli anni, no? Certo, sì, ma dopo magari se lo possono rivedere anche fermando l'immagine, rivedendo anche nel web. Allora, benissimo, una bella analisi interessante. Felice Adriano, Verona, lo spaccato su Verona, abbiamo visto già che mancano delle situazioni, no? Che cosa ci può dire dei suoi concittadini, la situazione per i suoi concittadini over 65? Aspetta che non abbiamo l'audio, forse ha... Ecco, il microfono spento. Adesso mi sentite? Ecco, adesso sì. No, prima lei, Ivana, che ha spiegato molto bene, in maniera molto approfondita, la situazione in termini generali nel Veneto, ma ha fatto una domanda. Quando un cittadino affronta questo problema della non autosufficienza, a chi si rivolge oggi? L'unica possibilità di rivolgersi è quella della rete familiare. La rete familiare che sostituisce quello che dovrebbe fare il pubblico oggi, e io mi sento di dire che questo problema è scaricato sulle famiglie, sì, sia per quanto riguarda la modalità di accesso, ma sia per quanto riguarda la parte economica. E adesso, nell'approfondire la situazione di Verona, entro nel merito. Prima, facendo la fotografia della provincia di Verona, è emerso che ci sono 5.283 posti accreditati da parte della regione. Noi in termini complessivi nella provincia abbiamo 73 strutture, 52 strutture private accreditate e 21 strutture di gestione pubblica. Per accedere a queste strutture si applica la modalità che prima declinava, c'è la scheda, viene riconosciuto un punteggio e a questo punto si va in graduatoria. A Verona in graduatoria ci sono 1486 persone non autosufficienti con un diverso punteggio, quindi una diversa difficoltà di accesso, una diversa, patologia. Quindi il punteggio più alto dà una patologia molto alta, il punteggio basso dà una patologia meno grave, però sicuramente nell'ambito della non autosufficienza. Allora, ci sono 1486 famiglie che sono in attesa di essere ricoverate e non trovano, soddisfazione rispetto a questo. Dentro queste 1486 persone che stanno in attesa per quanto riguarda il ricovero, ce ne sono 315 che hanno un punteggio da 80 a 100. Quindi il punteggio da 80 a 100 è una altissima percentuale di non autosufficienza. Quando ci si arriva al 100 vuol dire che la persona non autosufficiente è in pratica allettata. Quindi all'interno di questa fotografia ci sono 315 persone che non trovano accesso e quindi questo problema viene scaricato completamente sulle spalle della famiglia. Dal punteggio dal 70 all'80 ci sono altre 565 famiglie in attesa di ricovero e dal punteggio da 60 a 70, quindi una non autosufficienza grave, ma sicuramente una non autosufficienza che spinge la famiglia a dover fare la domanda, 606 persone. In questa fotografia, una fotografia di persone che hanno un punteggio basso potrebbero anche teoricamente essere seguite a casa se ci fosse in questo paese, e anche in Italia e anche a Verona, un'adeguata assistenza domiciliare. Questa assistenza domiciliare al momento non soddisfa il bisogno delle persone. Noi siamo in presenza di una domanda non soddisfatta da parte del pubblico. Quindi il privato può solo passare ad avere una badante e basta. Sì, adesso ci arrivo. Nel senso che queste persone possono avere una badante e la maggior parte di queste persone scelgono la strada delle assistenze familiari, più correttamente assistente familiare, e tutto questo ha un grandissimo costo che viene scaricato sulle famiglie. Faccio un esempio molto pratico.
A Verona l'importo medio della pensione per gli uomini, per la pensione privata, per gli uomini è 1.287 e per le donne è 728 euro. I costi dell'assistente domiciliare e i costi del ricovero in casa di riposo, come ha detto giustamente prima Ivana, la parte alberghiera è scaricata completamente sulle famiglie. E questa parte alberghiera, diciamo, varia dai 1.800 ai 2.000 euro in base ai servizi che offre la casa di riposo, in questo caso soprattutto le case di riposo private. Per esempio, può essere dentro la quota il servizio del parrucchiera, può essere fuori dalla quota il servizio parrucchiera. Ci sono tutta una serie di servizi che devono essere garantiti agli anziani dentro le case di riposo. Per cui mediamente le famiglie pagano per un accesso alle case di riposo con il riconoscimento dell'impegnativa dai 1.860 agli oltre 2.000 euro al mese. Per questo dicevo prima, facendo la fotografia delle pensioni medie, si può affrontare questo problema soltanto se c'è una rete familiare di supporto, e questo io lo ritengo molto grave. Perché molto grave? Perché, come diceva Ivana prima, la quantità economica che viene messa a disposizione delle persone non autosufficienti da parte della Regione Veneto e anche da parte dello Stato è largamente insufficiente rispetto a dover affrontare questo enorme problema. Quindi noi abbiamo di fronte a Verona quattro problemi essenziali che possono essere i problemi che possono dare la fotografia anche delle altre realtà territoriali. Primo, la difficoltà di accesso. Cioè tu fai la domanda, aspetti la graduatoria. Chiaro. Finché qualcuno, sempre se ci sono i posti letto, perché se i posti letto vengono diciamo tutti esauriti, l'unica possibilità che la famiglia ha del ricovero, e in alcuni casi è l'unica possibilità di sopravvivenza della famiglia rispetto a dover accudire una persona non autosufficiente, a questo punto il ricovero non è più con costo di 2.000 euro, ma come diceva Ivana prima, c'è la parte alberghiera e la parte sanitaria che viene scaricata tutta. Noi abbiamo visto prima il numero che vi dava prima Ivana, è un numero importante, cioè quelle persone pagano sia la parte alberghiera e sia la parte sanitaria. Le rette sono molto alte, come ho detto prima, e vengono scaricate sulle famiglie. Siamo in presenza appunto di affrontare il problema con anche una diciamo, struttura di assistenza domiciliare che, diciamo, la dico in maniera elegante, è diciamo insufficiente rispetto al bisogno che hanno le persone. E dopo si arriva alle assistenze domiciliari, per cui si può scaricare in termini fiscali solo 2 mensilità, e quindi anche qui le famiglie sotto il punto di vista fiscale non hanno nessun tipo di aiuto importante. Questa è la fotografia della situazione veronese. Benissimo, io la ringrazio tanto segretario perché ha fatto un quadro molto sintetico, però purtroppo non fa sorridere. Siamo arrivati al momento della pubblicità, dopo la pubblicità ci ritroviamo e vediamo le criticità a questo punto, cosa si dovrebbe o potrebbe fare, che cosa sta chiedendo da tempo il sindacato, e quindi lo facciamo qua con l'ospite in studio. Tra poco restate con noi.